Buongiorno da Renzo Michieletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Le recenti mareggiate in Adriatico, ma come pure del resto tante altre in passato, si sono mangiate chilometri di battigia, pari a milioni di metri cubi di sabbia. Non dappertutto però, e spieghiamo perché. Ci sono alcuni tratti appunto del nostro litorale che sono protetti da dei cordoni litorali, in pratica delle dune sabbiose. Se noi partiamo da est, l'area di Bibbione, sia la zona Faro e Cappalonga, poi di là Valle Vecchia, a Eraclea la laguna del Mort e quindi scendendo verso sud Cassavio, Cavallino e poi ancora agli Alberoni l'area di Caroman, per passare poi alle dune fossili di Bosco Nordio e anche giù a Rosolina, e poi inizia l'Emilia Romagna, quindi questa zona poi non ci interessa più. Cosa succede? Succede che in queste zone che ho appena elencato ci sono dei cordoni, ci sono delle dune sabbiose importantissime. E per quale motivo sono importanti? Adesso allora lo chiediamo al dottor Edi Fantinato, che è un ricercatore di Ca' Foscari, espertissimo di queste cose, che tra l'altro ha seguito anche il progetto Life Redune, che è un progetto che si sviluppa nell'ambito del programma europeo ambientale LIFE, e quindi lo abbiamo invitato proprio per parlarci dell'importanza delle dune e quindi in cosa consistono. Intanto grazie per essere venuto qui oggi a trovarci. Grazie a voi. Le dune sono un ecosistema naturale così definito di transizione che si sviluppano tra l'ambiente marino e quello terrestre. La particolarità di questo ecosistema è che svolge un ruolo importantissimo di protezione dell'entroterra dalle mareggiate e dagli eventi atmosferici eccezionali come quello accaduto lo scorso 12 novembre. Le dune di fatto sono dei grandissimi serbatoi di sabbia e dal punto di vista geomorfologico vengono definite sistema geomorfologico sacrificale perché si sacrificano per l'entroterra agli eventi atmosferici eccezionali, alle mareggiate, in qualche modo proteggendo quindi tutto ciò che sta alle loro spalle. Com'è che nascono? Come si costituiscono queste dune? La formazione degli ecosistemi dunali è molto interessante perché deriva dal rapporto tra agenti ambientali, quali il vento o il mare stesso, e gli organismi vegetali. Di fatto il mare continua a trasportare sulla battigia la sabbia che è trasportata dai fiumi, ovviamente verso il mare. Qui il vento e il sole disseccano la sabbia e la trasportano verso l'entroterra. Andando verso l'entroterra, questi granelli di sabbia incontrano alcune specie vegetali molto interessanti, in particolare Ammophila arenaria, letteralmente amica delle dune, o ancora meglio amica della sabbia, che blocca, intrappola questi granelli di sabbia formando dei piccoli cumuli. Questi a loro volta stimolano la crescita di Ammophila e di altre specie che poco a poco con il proprio apparato radicale forma dei sistemi molto più stabilizzati rispetto a dei cumuli di sabbia privi di vegetazione che hanno la capacità di resistere alle mareggiate e di tornare ad uno stato di equilibrio con la stagione di accrescimento successiva. Quindi stiamo parlando di una vegetazione resistente sotto un certo punto di vista, perché pensiamo vive in un ambiente desertico, la sabbia è quasi come il deserto, quindi una vegetazione resistente sotto un certo punto di vista perché vive in un ambiente desertico ma allo stesso tempo delicata, quindi è in grado di affrontare gli effetti della natura, no? Gli eventi naturali, ma non quelli dell'uomo. Questa è un'altra peculiarità proprio della vegetazione, delle specie che vivono lungo gli ecosistemi dunali. Queste specie vegetali in particolare sono straordinarie perché riescono a sopravvivere, come dicevi tu, a condizioni ambientali estreme, di forte siccità per esempio, ma continuamente sottoposte alla salsedine, al vento, all'insabbiamento. Specie quindi capaci di vivere in condizioni molto
difficili, di grande stress e disturbo ambientale, ma che mal sopportano gli effetti del disturbo antropico. In particolare, questo è il punto essenziale, nel senso che si tratta di sensibilizzare chi frequenta poi d'estate le spiagge, di rispettare le dune. esatto, il calpestio porta infatti a queste specie ad indebolirsi sempre di più. Si creano generalmente quelli che vengono definiti dei varchi. Solitamente i turisti percorrono le dune ignari di calpestare un ambiente estremamente sensibile e formano delle linee di accesso preferenziali che non sono quelle strutturate dai bagni o dalle aree protette di per sé. Creano quindi dei veri e propri varchi, in inglese blowout, all'interno dei cordoni dunali, frammentando quindi la continuità di questo sistema e impedendo al sistema dunale di fungere da protezione, da elemento protettivo verso l'entroterra nei confronti per esempio delle mareggiate. Il mare riesce ad entrare in questi varchi e quindi il potere protettivo è di fatto vanificato. Certo. C'è anche una importante fauna che vive nelle dune. Sì, un'altra caratteristica delle dune è quella di ospitare per esempio centinaia di specie di impollinatori, di insetti che si sono adattati nel corso della loro storia evolutiva a vivere proprio nelle condizioni ambientali estreme delle dune. Gli ecosistemi dunali sono molto interessanti anche dal punto di vista dell'impollinazione, in quanto consentono, come dicevo, a centinaia di specie di impollinatori, in particolare ad api solitarie, di nidificare e trovare risorse di cui foraggiarsi. In particolare quelle specie vegetali che crescono in avanduna e nelle dune mobili, quindi nel primo cordone dunale, hanno una funzione straordinaria nel mantenere questi impollinatori fornendo polline e nettare quali risorse. E quali sono, quindi noi abbiamo elencato da est scendendo verso poi sud tutto il sistema dunale litoraneo veneto, le più belle da visitare anche, da vedere, quali sono? Senz'altro Valle Vecchia rappresenta un sito di preeminenza proprio per l'estensione di questi habitat. Vale la pena però ricordare anche Foce Tagliamento, la penisola del Cavallino, in cui ancora oggi è possibile individuare una sequenza quasi completa di habitat che si sviluppano dal mare verso l'entroterra. Infatti gli ecosistemi dunali, proprio grazie a questo effetto protettivo delle dune mobili, sono caratterizzati da una serie di habitat che si susseguono in modo molto netto l'uno all'altro e che ospitano specie via via sempre meno capaci di supportare lo stress e il disturbo dovuto agli agenti atmosferici piuttosto che alla salsedine, all'insabbiamento o al moto ondoso. Bene, ringraziamo il dottor Eddie Fantinato, ricercatore di Ca' Foscari, per essere stato qui con noi oggi, per averci aiutato a capire meglio questo aspetto della presenza, del ruolo importante delle dune litoranee per affrontare queste mareggiate che purtroppo, come abbiamo visto anche in tempi recenti, causano gravissimi danni al nostro litorale. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima settimana.